Potrebbe rimanere nella storia del Veneto la data di oggi. A Palazzo Chigi si riunisce il Consiglio dei Ministri dove la referente per gli affari regionali Erika Stefani presenterà la bozza sull'intesa di autonomia per Lombardia e Veneto. E in molti parlano già di resa dei conti tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti è chiaro il segnale ai 4 ministri grillini. È una questione di esistenza del governo stesso. Come noi votiamo il reddito di cittadinanza, da loro ci aspettiamo che votino questa norma. Poi entro l'anno ci sarà il primo passo per le regioni che hanno fatto richiesta, con la firma dell'intesa tra il Premier Conte e i 2 governatori. Insomma, si chiude entro Capodanno. Una svolta storica per il governatore Luca Zaia, per una riforma a costo zero con il trasferimento della spesa storica delle 23 materie concorrenti dai ministeri alle regioni. Ma per la prima volta si stabilisce anche il principio della compartecipazione per il gettito dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA dalle regioni che potranno trattenere direttamente le risorse per i loro servizi senza battere cassa a Roma. Privilegio riservato fino ad oggi alle 5 province e regioni a statuto speciale, anche se con modalità diverse, ovvero Bolzano, Trieste, Aosta, la Sardegna e la Sicilia.